Fondazione Radio Magica Onlus presenta La Torretta. Che ci fa a Udine una finta torretta medievale color mattone, con un drago di ferro nero e un leone dorato segnavento. Chi c'è là dentro? Una principessa? Murata viva? Un prigioniero? Niente di tutto ciò. Quella torretta era il luogo dove un inventore misterioso, a fine Ottocento, faceva esperimenti di chimica e fisica, studiando il tempo meteorologico, le nuvole e le stelle. Si chiamava Arturo Malignani. Era nato a Udine nel 1865 ed era un autentico genio. In città lo conoscevano tutti. Nel mondo, invece, non lo conosceva quasi nessuno. Fino a che l'inventore della lampadina, Thomas Alva Edison, dall'America, non lo mandò a chiamare. «Portatemi qui l'italiano!» gridò da New York innervosito. «Ho bisogno di lui!» Questo succedeva nel 1895 e Malignani, senza sapere una parola di inglese, con 4 valigie che contenevano la macchina della sua invenzione, quella cioè che creava il vuoto perfetto, a 30 anni partì da Udine per imbarcarsi nella nave City of Rome dalla Scozia. E dopo un lungo viaggio per mare, arrivare da Edison. Là gli vendette il metodo di svuotamento industriale della lampadina e tornò ricco e motivato, pieno di idee. In seguito inventò cementi e una macchina elettrica veloce. Progettò anche il tram. Creò dighe per l'energia elettrica in montagna e centraline nelle rogge della città. Ma Malignani, cos'è che vendette esattamente a Edison? Avete presente le lampadine? Che hanno il bulbo di vetro e il filamento all'interno che si accende. Ebbene, con il suo esperimento geniale, da piccolo chimico, il grande Arturo aveva creato una reazione tra i gas contenuti nel bulbo, cioè nell'ampolla di vetro della lampadina. E questo faceva sì che la lampadina durasse accesa molto più di quella dell'americano e che la luce fosse bianchissima. Pensate che invenzione geniale! E vi dirò di più. Nel 1889 erano solo 4 le città illuminate con l'energia elettrica nel mondo. New York, Londra,
Milano e la piccola Udine. Sembra impossibile. Ma la torretta, che c'entra? Tutto nella vita di un genio è geniale. E così, dentro quella torre, il nostro inventore faceva esperimenti eccezionali e studiava le stelle. Se ne stava lì tutto solo con i suoi gatti e il cappello di paglia di Firenze in testa che indossava a ogni stagione. Se ne stava lì ogni giorno a segnare su un grande album se pioveva o c'era il sole, cosa che i familiari ancora oggi, dopo più di 140 anni, continuano a fare. Pensate, fu l'unico in quel periodo a capire l'origine di uno sciame di stelle che apparve nel cielo alle 22:30 del 10 maggio 1923 e che vide con un piccolo telescopio. Per Malignani era una meteora nebulosa, ma in Italia non gli credettero. In Francia invece sì, e i più grandi astronomi. Nel suo giardino, sotto la torretta, l'inventore coltivava le stelle alpine, perché voleva capire se riuscivano a crescere anche nel clima di Udine, e non solo in alta montagna. I suoi concittadini lo chiamavano il mago della luce. Se voi, ragazzi, poteste parlare con lui, cosa gli chiedereste? Qualcosa del tipo: «Senta, cosa vi siete detti, lei ed Edison, quel giorno? Avete forse parlato la lingua degli inventori?» Fondazione Radio Magica Onlus ha presentato La Torretta, laboratorio scientifico di Arturo Malignani, edificio realizzato nel 1907, Udine. I racconti del progetto Smart Radio sono disponibili su www.radiomagica.org.